Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Palermo violenta, il sindaco La Galla scrive al prefetto per sollecitare il governo nazionale, serve un aiuto per la sicurezza e il controllo della città. A Milazzo, svolta nell'omicidio di Salvatore Italiano, l'84enne ucciso a colpi di pistola e nascosto dentro 2 sacchi di plastica neri. Fermato un vicino di casa e la vittima. Rete ospedaliera in Sicilia, tagli annunciati e polemiche fra chi perde e chi vede aumentare i posti letti negli ospedali dell'isola. La bozza in discussione accende gli animi di sindaci e direttori sanitari. Dopo aver conquistato diverse bandiere blu, Messina lavora per rendere le sue spiagge sempre più attrattive. Palermo attende il festino di Santa Rosalia, domani il lungo carro e i fuochi d'artificio, tema conduttore la luce, porta di bellezza e speranza. Il Summer Tour di Alessandra Moroso fa tappa a Taormina, le grandi hit che hanno segnato la sua carriera e i brani del suo ultimo disco Io non sarei. Calcio, inizia il ritiro del Palermo in Valle d'Aosta. Al momento l'unico volto nuovo è Tommaso Augello, ma in arrivo ci sono altri rinforzi. Catania in partenza a Norcia, il gruppo di Toscano, ufficiale l'ingaggio di Casasola. Anastasio ha risolto il contratto e firmato per la Salernitana. Andranno in ritiro anche i neoacquisti Rolfin e Pieraccini. Bentrovati, ancora buona domenica. A Palermo l'escalation di violenza preoccupa. Il sindaco La Galla più volte chiamato in causa da cittadini e commercianti. Adesso il primo cittadino ha deciso di scrivere al prefetto Mariano per sollecitare l'intervento del governo nazionale. In settimana probabile un vertice in prefettura proprio con argomento del giorno la sicurezza in città. Tonino De Mana. Cittadini, commercianti e turisti, tutti, in un modo o nell'altro, vittime di gravi episodi di criminalità. A Palermo l'escalation di violenza preoccupa anche l'amministrazione comunale, con il sindaco La Galla che scrive al prefetto Mariani per sollecitare l'intervento del governo nazionale. Un fenomeno dilagante e sempre più crescente che richiede provvedimenti urgenti nel centro storico e nei quartieri cosiddetti di periferia. Più volte, scrive La Galla, nel recente periodo, tanto in adunanze ufficiali del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica quanto in occasione di incontri a carattere informale, si è fatto riferimento alla percezione del livello di sicurezza nella città di Palermo, dove sono stati segnalati nuovi episodi di violenza urbana anche a carico di cittadini stranieri. Dopo i recenti eventi, ribadisce il primo cittadino, non sono mancati ulteriori e allarmati interventi delle associazioni e dei rappresentanti delle categorie produttive e sociali che hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni preposte al controllo e alla sicurezza del territorio. La Galla conclude la sua lettera sollecitando un incontro urgente con le categorie che hanno segnalato maggiori disagi per promuovere strategie di controllo e di sicurezza condivise da sottoporre poi al comitato provinciale insediato presso la prefettura. A Milazzo è arrivata la svolta sull'omicidio di Salvatore Italiano, l'anziano di 84 anni ucciso a colpi di pistola e poi trovato nascosto dentro 2 sacchi di plastica neri. È stato fermato un vicino di casa della vittima. Sentiamo. Indagini ad una svolta sulla morte di Salvatore Italiano, 84 anni, assassinato a colpi di pistola e trovato cadavere all'interno di 2 sacchi di plastica neri, non distante la spiaggia di Ponente a Milazzo. Un uomo vicino di casa della vittima è stato fermato dopo un lungo interrogatorio al commissariato di Pace del Mela. È fortemente sospettato di aver ucciso Italiano, con cui aveva litigato diverse volte. A fornire un contributo alle indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere della zona, nella fattispecie un filmato estrapolato da una villetta di via Capuana. Dall'autopsia effettuata al Policlinico di Messina è emerso che Italiano è stato ucciso con 3 colpi di pistola, 2 lo hanno raggiunto alla testa ed 1 alla spalla. Probabilmente l'assassino lo ha prima colpito alle spalle per poi finirlo sparando 2 volte alla testa da distanza ravvicinata, e trova riscontro l'ipotesi investigativa secondo cui l'omicidio sarebbe legato a questioni personali. Italiano infatti era incensurato e non aveva mai avuto problemi con la giustizia. Ultimamente gestiva una cantina per la vendita del vino. A Catania la polizia ha scoperto un vero e proprio arsenale nascosto in un'auto abbandonata nel quartiere di Librino, parcheggiata in viale Castagnola. Sotto al sedile del conducente è stata rinvenuta una pistola, all'interno c'era anche un grosso sacco con circa 600 grammi di marijuana, 2 pistole, una con matricola Brasa, mentre l'altra è risultata rubata, e poi 81 cartucce, un silenziatore e persino un giubbotto antiproiettile. L'auto è risultata intestata a un uomo morto nel 2022.
E adesso parliamo di sanità, della rete ospedaliera in Sicilia e polemica per l'assegnazione dei posti letto. Critica la CGIL, ne faranno le spese, dice, i militari e i malati negli ospedali. Giusy Lazzara. Tagli annunciati e polemiche fra chi perde e chi vede aumentare i posti letto negli ospedali siciliani. La nuova rete ospedaliera riaccende gli animi di sindaci e direttori sanitari che non ci stanno alla riduzione nelle nuove aziende sanitarie. 7.094 gli attuali posti letto, ma si passerebbe a 6.902 tra degenze ordinarie e dei hospital. Critico anche il sindacato, escluso dal confronto con l'assessorato regionale alla salute. Una rete ospedaliera che parla solo di posti letto e che è completamente avulsa dalla rete territoriale, dalla rete dell'urgenza emergenza, è una rete che non è una rete assistenziale come dovrebbe essere e che non ci permette di avere una valutazione reale e tranquilla dello stato di assistenza cui devono aspirare i cittadini siciliani. Nel frattempo si assegnano i nuovi posti letto. Paternò passa da 28 a 63 degenze, Caltanissetta con più 22 posti e Marsala con più 18. Ridotti invece a Gela 6 posti, Trapani meno 18 e Piazza Armerina meno 12. Un cambiamento che potrebbe pesare soprattutto per i pazienti. I posti letto in ospedale continueranno a essere insufficienti e soprattutto nella mancanza totale del territorio a cui le ASP non hanno saputo dare una risposta, gli ospedali saranno sempre più affollati. Ed è corsa contro il tempo. I sindaci avranno appena 2 giorni per presentare le loro proposte in assessorato. La settimana successiva la Commissione Salute poi dovrà dare il via libera alla riforma. Il soccorso alpino e speleologico siciliano è stato impegnato in 2 interventi sulle Madonie. Nel tardo pomeriggio di ieri i volontari hanno recuperato una persona in difficoltà che era rimasta bloccata su un pendio molto ripido nei pressi di Petralia Sottana. Poi durante la notte sono intervenuti per soccorrere un'escursionista di 50 anni che si era infortunata vicino Pizzo Carbonara sulle alte Madonie e non riusciva più a proseguire a piedi. Il lavoro di Messina sulle spiagge prosegue anche dopo il riconoscimento della bandiera blu, allestite le torrette di assistenza e anche alcune zone che favoriscono l'accessibilità. Sentiamo Francesco Triolo. Ombrelloni, pattini e torrette in pieno stile Baywatch. Le spiagge blu di Messina si attrezzano con tutto il necessario per diventare un punto di riferimento per i bagnanti. 12 postazioni attive da una settimana con 48 bagnini selezionati ed assunti sino al 31 agosto dalla Messina Social City, che avranno il compito di vigilare su cosa accade dentro e fuori dal mare, da nord a sud da Torrefara a Santa Margherita. Un progetto sul quale il Comune lavora da tempo e che prosegue con l'obiettivo di ampliare i chilometri di bandiera blu nella prossima stagione estiva. Ogni torretta è dotato di tutto l'occorrente previsto, sono state installate anche le passerelle per garantire un accesso più agevole alla spiaggia, sono state inoltre installate 2 zone d'ombra a Capo Pelore e Santa Margherita, dotate di una serie di accessori come per esempio panchine inclusive o un fasciatoio, oltre a docce accessibili alle persone con disabilità. Si tratta di 2 zone realizzate in via sperimentale per rendere le spiagge maggiormente fruibili alla comunità. Messina Social City inoltre ha programmato 4 docce per disabili, 2 già installate a Capopelore e Santa Margherita, le altre sono previste nella spiaggia del Ringo e nella zona di Torrefaro, che vanno ad aggiungersi a quelle già posizionate da Amam nelle scorse settimane. A Palermo c'è attesa per il festino di Santa Rosalia, sono già tantissimi i turisti arrivati in città, il clou sarà domani con la sfilata del carro e poi ci saranno i consueti giochi d'artificio. Marco Gullà. Ci siamo, è ormai tutto pronto per il festino di Santa Rosalia, giunto alla sua 401esima edizione, o meglio 400+1, come è stato intitolato dall'amministrazione comunale. Il clou domani sera con la sfilata del carro lungo i 4 canti per poi arrivare al Foro Italico, dove, come di consueto, i giochi d'artifici scandiranno parte della festa. Lo spettacolo coinvolgerà attori di caratura internazionale insieme a talenti locali di grande valore. La luce sarà il filo conduttore che restituirà bellezza e speranza. Abbiamo come obiettivo quello di coniugare il messaggio forte, il messaggio sacro di Santa Rosalia
con modalità di comunicazione e trasmissione di questo messaggio super moderni, quindi sarà la luce, saranno gli effetti speciali, sarà la passione degli attori che metteranno nella loro rappresentazione a rendere viva quella che è la storia di Rosalia, che affascina non soltanto i palermitani ma anche le migliaia di visitatori stranieri che affollano la nostra città. E saranno in tanti palermitani, turisti e visitatori che domani affolleranno le vie del centro per partecipare alla festa e ammirare da vicino il carro di Santa Rosalia. Domani sarà quindi una notte di fascino e innovazione in cui Palermo si ritroverà riunita sotto il segno della devozione e della cultura. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Apriamo la pagina di spettacoli. Grande finale ieri sera ad Acireale per la rassegna La sconfinata giovinezza di Pupi Avati. Il maestro del cinema italiano ha incontrato il pubblico nella Villa Belvedere. Sentiamo con Giusy Lazzara. Un lungo abbraccio per la serata finale di cinema d'autore nella Villa Belvedere di Acireale, che ha accolto il maestro Pupi Avati. A lui dedicata l'intera rassegna La sconfinata giovinezza, voluta dal comune e dalla regione siciliana. Pupi Avati si è raccontato al pubblico partendo dall'esordio. Sicilia vanta il passato, un passato straordinario, strepitoso, e anche un presente, quindi però il cinema si è occupato quasi sempre della parte negativa, sia di Napoli che di Palermo, della Sicilia, della mafia, di tutte queste bellurie. Per omaggiare Pupi Avati, ieri sera ad Acireale anche Katia Ricciarelli, protagonista del film La seconda notte di nozze, premiato con il Nastro d'Argento e il Globo d'Oro. È stata un'esperienza incredibile, bella. E mi ha fatto anche vincere un premio, sono molto contenta. Quindi lo adoro. Per me è un grande poeta della cinepresa. Amicizia, stima e affetto sono le parole che legano tutti i protagonisti delle 4 serate in omaggio e il segreto della magia di Pupi Avati è il valore dell'umanità. E stasera si chiuderà la rassegna proprio lì ad Acireale. E adesso andiamo a Taormina, pubblico in delirio al Teatro Antico per Alessandra Amoroso. L'artista propone vecchi successi e nuove hit dell'ultimo album Io non sarei. Emanuela Corsi. Sono tutti allenatori, quando ti toccano i rigori, sempre servono forza e coraggio. Splendida e raggiante con il suo pancione in bella mostra, Alessandra Amoroso arriva in Sicilia, al Teatro Antico di Taormina, con il Summer Tour 2025. Mi sembra strano che ho bisogno di te e di questa maledetta felicità. Sul palco le grandi hit che hanno segnato la sua straordinaria carriera e i brani del suo ultimo album, Io non sarei, che mette in risalto le diverse sfumature di Alessandra, dalla musica latina al pop passato per il soul. Oltre ai brani inediti, l'album contiene Fino a qui, Il tormentone mezzo rotto con Big Mama, Si mette male, scritto da Tananai, e l'ultimo singolo, Cose stupide. Che mi porta fino a parlare di cose stupide. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, inizia il ritiro del Palermo in Valle d'Aosta. Per il momento l'unico volto nuovo è Tommaso Augello, ma in arrivo ci sono altri rinforzi. Sentiamo quali con Marco Gullà. Motori riaccesi, la stagione del Palermo prende il via oggi con il primo giorno di ritiro a Châtillon in Valle d'Aosta, tra campo e montagna. Il Palermo di Pippo Inzaghi dovrà fare il pieno di benzina in vista di una stagione in cui non ci sono più alibi, rosanero che devono solo centrare la promozione in Serie A. Nella lista dei convocati non ci sono particolari sorprese, restano a casa 6 giocatori considerati ormai fuori dal progetto tecnico: Nicolao, Buttaro, Verre, Di Mariano, Insigne e Saric. A Châtillon dunque si allenerà un gruppo
gruppo selezionato che attende l'arrivo di altri volti nuovi nei prossimi giorni. L'unico innesto già a disposizione di Inzaghi è Tommaso Augello, che ha firmato un contratto biennale dopo essersi svincolato dal Cagliari. Sono attesi nei prossimi giorni anche gli arrivi di Gyasi, Palumbo e altri rinforzi per completare una rosa che verrà plasmata sul sistema di gioco scelto dal nuovo tecnico, il 3-4-2-1. Un Palermo che riparte dai gol di Giampaolo e Brunori, ma che attende difensori di qualità. Il DS Osti pensa a Bani o Cistana. In ritiro il Palermo ci rimarrà fino a fine mese, giocando ben 5 amichevoli. Poi ad agosto la preparazione riprenderà a Torretta in attesa della grande amichevole di giorno 9 contro il Manchester City. Il Catania domani partirà per il ritiro di Norcia, la società sta stringendo per alcune operazioni comunque già definite. L'attaccante Francesco Forte è l'ultimo nome, giocatore acquistato. Francesco Triolo. Il Catania prova a stringere i tempi alla vigilia della partenza per il ritiro di Norcia. L'ufficialità di Tiago Casasola, biennale con opzione, dovrebbe solo anticipare altre operazioni che stanno per essere messe nero su bianco. Sono già arrivati a Catania Simone Pieraccini e l'attaccante Alex Rolfini, che si possono considerare 2 nuovi giocatori rossazzurri e domani partiranno col gruppo. Il direttore sportivo Pastore sta accelerando per chiudere anche l'arrivo di Capomaggio dal Cerignola e una buona pedina di scambio potrebbe essere D'Andrea, che proprio in Puglia aveva fatto benissimo. Pastore ha già l'ok di Capomaggio, quindi si tratta solo di formalizzare. Capomaggio era anche sul taccuino della Salernitana, a cui il Catania avrebbe soffiato un altro giocatore, l'attaccante Francesco Forte, 32 anni, nell'ultima stagione all'Ascoli, con cui ha un contratto ancora per un altro anno, ma ha già espresso la sua volontà di andare via. Poi si andrà a definire anche per Daniele Donnarumma del Cesena, con il quale c'è un accordo da tempo. Intanto la società sta programmando anche le amichevoli durante il ritiro di Norcia, prima uscita il 23 luglio contro una formazione dilettanti, quindi amichevoli possibili con Ascoli e San Benedettese. La promozione in Serie B è l'obiettivo del Trapani per la prossima stagione, lo ha confermato il tecnico Salvatore Aronica alla vigilia della partenza della squadra per il ritiro di Troina. Franco Cammarasano. Inizia anche per il Trapani la nuova stagione. Domani e dopodomani vecchi e nuovi Granata sosterranno visite mediche e test atletici in sede, per poi partire mercoledì per il ritiro di Troina, dove si fermeranno fino al 31 luglio. Si parte con l'intento di disputare un campionato d'avanguardia. La promozione in Serie B, l'obiettivo principale, così come confermato dall'allenatore Totò Aronica all'inizio di un incontro che ha avuto con la stampa. Il mio bilancio è estremamente positivo perché siamo forse l'unica squadra che in questa prima sessione di mercato ha totalizzato 13 nuovi acquisti e quindi non è male, ecco, volti nuovi, gente di categoria, gente che comunque abbiamo scelto dettagliatamente insieme al direttore e al presidente, e quindi sono estremamente soddisfatto di quello che è stato fatto sinora. Bisognerà sfoltire la rosa e bisognerà valutare quelle che le occasioni vengono presentate appunto dal mercato stesso. Il tecnico Granata parte con una rosa già definita nelle sue componenti essenziali, con delle riconferme importanti e con 13 volti nuovi, in buona parte gente di grande personalità ed esperienza che dovrebbe garantire solidità alla squadra. Per completare la rosa mancano 3 elementi, uno per ruolo, che la società cercherà di ingaggiare al più presto. Donnarumma e Canotto, 2 dei nomi sul taccuino dei direttori sportivi Pavone e Mussi. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona domenica.